oggi è un giorno particolare, la nostra festa, la festa del nostro reggimento. E per l'occasione, in questa brevissima cerimonia molto semplice, fatta tra di noi, ieri ho pensato avete sentito la lettura delle medaglie d'oro e le gesta che abbiamo fatto noi come reggimento in passato, ho detto perché allora non fare questi 10 minuti un attimino un reminder, un ricordare un attimino quello che è stato, soprattutto la seconda delle medaglie d'oro, con le gesta che i nostri avi hanno fatto. E allora vi leggo brevemente quello che è successo in quei giorni. L'azione per la riconquista del Col del Rosso aveva una grande importanza, sia tattica, in quanto avrebbe conferito maggiore solidità a tutto lo schieramento del Grappa e del Piave, sia morale, in quanto essa era la prima azione offensiva dell'esercito italiano dopo Caporetto ed era aspettata da tutto il Paese. Inoltre i fanti della brigata erano consapevoli delle aspettative e della fiducia riposta dai superiori, dall'esercito e dalla nazione, ed erano orgogliosi che fosse proprio la Sassari a essere chiamata a questa prima prova d'onore e di successo. Il 26 gennaio la brigata parte per la linea, il 151esimo occupa le trincee di fronte a Col del Rosso, il 152 quelle di fronte a Col de Chele. I monti non sono molto alti, poche cime superano i 1000 metri, ma il terreno è aspro e interrotto continuamente da valli e burroni, ricoperti di rocce e sterpi in cui è facile mimetizzare posizioni munite del nemico. Il fronte d'attacco è diviso in due settori. La Sassari ha il Col del Rosso e il Col de Chele, i bersaglieri assalteranno Monte Valbella. Il 27 gennaio incomincia un'azione dimostrativa e le artiglierie aprono dei varchi in modo che le nostre pattuglie possano attirare le riserve nemiche. Per tutta la notte il tiro continua metodico e la mattina del 28 all'alba si scatena improvviso e furioso sui tre monti. Alle 9:30 i fanti del secondo battaglione del 151esimo passano all'attacco, corrono ansanti tra la polvere e il fumo dei proiettili austriaci, passano le pendici occidentali di Col del Rosso e si dirigono verso Col Melaghetto, dove arrivano in meno di mezz'ora vincitori. Anche il terzo battaglione del 151 conquista in mezz'ora le pendici orientali di Col del Rosso. Il primo battaglione del 151 irrompe frontalmente su Col del Rosso, che è stato già aggirato ai fianchi. Gli austriaci sfruttano inutilmente le buche delle granate, le rocce per proteggersi, ma nonostante le perdite rilevanti, i fanti riescono a occupare il margine settentrionale del colle. I prigionieri sono a centinaia, chiedono del pane e i fanti offrono sorridendo il pane, la scatoletta e la galletta. Col del Rosso è il nostro possesso e le posizioni affidate al 151esimo sono state raggiunte. Il terzo battaglione del 152 doveva attaccare Col de Chele, alle 9:30 scatta dalle sue posizioni e si inerpica di corsa su un terreno con forte pendenza e molto aspro. Il nemico inizia una violenta reazione che produce gravissime perdite al battaglione, sopraffatto da un fuoco infernale. Si cerca di raggiungere le caverne e il nemico con le bombe, ma le mitragliatrici con raffiche rabbiose fanno aumentare spaventosamente le perdite di minuto in minuto. Viene dato l'ordine di ripiegare per ritentare l'assalto più tardi. Anche l'attacco dei bersaglieri è fallito e debbono ripiegare alle trincee di partenza. Solo i ragazzi del 99, fermi a Col Melaghetto, completamente circondati dagli avversari, si difendono ferocemente. Per ristabilire la situazione su Col del Rosso interviene il colonnello Atrosio, che con la sua presenza infonde nuovo vigore ai fanti, quando un proiettile di artiglieria lo prende in pieno. Il comando ordina la sospensione della battaglia affinché i reparti si riordinino e l'artiglieria riapra il fuoco sulle tre postazioni. Il nuovo assalto porta la Sassari a ricongiungersi con i valorosi di Col Melaghetto, mentre altre due colonne conquistano una il ciglio settentrionale, il Col del Rosso, l'altra il Col de Chele. Gli alpini sono invece fermati a quota 1039 di Col de Chele, con gravissime perdite, mentre i bersaglieri non riescono a conquistare Monte Valbella. Il nemico ricomincia il bombardamento, segno di un prossimo assalto. Su tutta la linea c'è un momento di esitazione. I fanti si difendono ancora bene, ma altre masse nemiche premono coraggiosamente incuranti delle perdite. Al grido di avanti Sardegna, i fanti si volgono contro il nemico, armati solo di baionette. Poiché non hanno più bombe, lo scontro è furioso.
Il nemico non ha tempo di riprendersi e fugge per il ripido costone, inseguito dagli intrepidi sardi. Il comandante della Sassari vuole completare l'occupazione delle posizioni conquistate collegando materialmente Col del Rosso e Col de Chele, perciò ordina un nuovo attacco alle 21:30. All'ora fissata l'assalto viene sferrato con impeto, la mischia ha un che di terribile nell'oscurità della notte, mentre i proiettili dell'artiglieria nemica abbattono il terreno e le mitragliatrici falciano i nostri reparti. Le truppe sono costrette a ripiegare e a subire 3 attacchi durante la notte, tutti respinti. Il 29 gennaio le azioni continuano per la conquista di Monte Valbella, contro cui i bersaglieri rinnovano l'attacco dopo un durissimo combattimento, che viene occupato e mantenuto nonostante i furiosi contrattacchi nemici. All'alba del 30, con azioni di sorpresa, i fanti piombano inaspettati nei ricoveri e in pochi minuti hanno ragione dei nemici. Col del Rosso e Col de Chele vengono materialmente collegati. Alla sera del 30 tutti gli obiettivi previsti dal piano d'operazione sono conquistati. 2500 uomini di truppa, 100 ufficiali prigionieri, cannoni e un'enorme quantità di altre armi sono il frutto della nuova vittoria. L'azione che avrebbe preso il nome dei Tre Monti era finita e il bollettino del Comando Supremo annunciò alla nazione in questo modo: l'eroica Brigata Sassari ed in particolar modo il 151esimo Fanteria riconfermò il valore della sua gente e la gloria delle sue bandiere. La gloria della Sassari toccò l'apice e fu concessa alle bandiere del 151 e 152 la seconda medaglia d'oro al valor militare. Ecco, vi ho voluto leggere sinteticamente quello che è successo perché oggi questa ricorrenza particolare noi la celebriamo e celebrarla significa ciò che il reggimento in passato ha fatto col proprio sangue. Questo per noi è indice di orgoglio, consapevolezza di cosa? Dell'enorme eredità che abbiamo, che i nostri avi sardi ci hanno lasciato dopo la Grande Guerra e poi anche la Seconda Guerra Mondiale. Quindi dobbiamo essere consapevoli di appartenere a questo reggimento, il 151, che anche oggi si caratterizza per professionalità, operosità e lealtà. Siamo chiamati anche noi oggi a operare in ogni teatro operativo, in ambito nazionale, internazionale, eppure noi siamo considerati degni eredi di quella sardità, cioè di quell'essere consapevoli del pericolo e della necessità di dover operare certe volte anche oltre questa consapevolezza. Quindi il nostro spirito di corpo deve sempre tenere conto di tutto questo ed ispirarsi anche a queste gesta, senza le quali noi oggi non potremmo essere qui a parlarne. Mia moglie è veneta, lo sapete, da quelle parti vi posso assicurare che c'è tanta gente che ricorda tutto questo e che lo tramanda e noi di questo siamo i degni eredi e custodi. Oggi quindi celebriamo la nostra festa, siamo tutti contenti, il nostro orgoglio, i nostri avi. Quindi la loro memoria per noi non può essere solo retorica, ma pura consapevolezza del nostro essere. Quindi chiudo dicendo auguri a totus, demonios, aio.